Ancora una volta spartizione di posti di potere e poltrone a PD, PDL e Monti. Garantirà a questi signori ancora una volta l'impunità, parlando di Berlusconi, l'eleggibilità di Berlusconi che il Movimento 5 Stelle ha cercato di impedire, garantirà la mancata soluzione del conflitto di interessi che il Movimento 5 Stelle ha cercato di risolvere, garantirà posizioni di potere e spartizioni di posti, presidenze di enti fondamentali come Eni e Finmeccanica, attribuzione di commissioni fondamentali come la vigilanza RAI, il Copasir, garantirà sostanzialmente la prosecuzione dell'inciucio tra PD e PDL. La preghiera che i cittadini del Movimento 5 Stelle fanno ai propri concittadini è la seguente: quando alle prossime elezioni si tornerà a votare, per favore non venite più da noi a dirci io voto il PD perché se no sale Berlusconi. Il PD è di Berlusconi, il PD è Berlusconi. Quello che resta del PD lo abbiamo distrutto noi, ma quello che resta agisce assieme a Berlusconi. Per cui per favore abbiamo proposto una candidatura alla Presidenza della Repubblica meravigliosa, trattavasi di Rodotà, un uomo di sinistra, una garanzia di un buon governo di sinistra, abbiamo offerto a questi signori delle praterie, abbiamo dato a questi signori delle aperture, loro non hanno voluto, hanno dimostrato di essere uguali e identici, hanno chiarito all'Italia e agli italiani che non potranno più dire sono diversi, hanno garantito a loro stessi 5 anni ancora di impunità, hanno garantito a loro stessi 5 anni di potere, inciuci a danno dei cittadini, attribuzione di posti di potere, commissioni parlamentari a loro, possibilità di decidere delle nostre sorti. Un paese intero, una base elettorale del Partito Democratico è in rivolta, in una stanza 700 persone stanno votando il loro presidente, dei loro esclusivi interessi, dei loro vantaggi, delle loro posizioni di potere. Invitiamo i nostri concittadini a prendere atto, finalmente a titolo definitivo, che non c'è differenza tra questa gente, ad armarsi di sapere e di cultura, ad informarsi, a fare parte assieme a noi di un movimento che democraticamente, con forza, cerca insistentemente di trasmettere saperi e di dire che soltanto dal basso possiamo cambiare le cose, soltanto dal basso. Però per favore non venite mai più da noi a dire ho votato il PD perché se no sale Berlusconi. Il PD è di Berlusconi, è Berlusconi, quello che rimane del PD è ancora Berlusconi. Quindi finiamola con questa storia. Abbiamo fatto 50 giorni in cui abbiamo chiesto con le nostre commissioni non formate, siamo gli unici Parlamenti ad aver dato tutti i nostri senatori a chiedere che fosse dichiarato ineleggibile Berlusconi. Alla giunta delle elezioni ci siamo battuti perché fosse dichiarato ineleggibile Berlusconi. Non hanno voluto quelli del PD, quelli di Berlusconi, che sono la stessa cosa, sostenere la nostra proposta di rendere ineleggibile Berlusconi. Non hanno voluto. Voi e noi, ma voi soprattutto, dovete capire che non c'è differenza tra loro e loro, che non c'è differenza tra il peggio e il peggio, non c'è un meno peggio, sono uguali. Lo scacco matto che gli abbiamo dato è stato quello, che è uno scacco matto, di proporre Rodotà, un uomo di sinistra, alla sinistra, e di chiedere il voto per quell'uomo di sinistra. Lo abbiamo fatto di proposito, perché voi apriste gli occhi per vedere che anche davanti a cose evidenti loro hanno scelto l'inciucio, hanno scelto Berlusconi, perché loro appartengono a Berlusconi, perché loro si appartengono, hanno scelto le banche di Monti, hanno scelto una larga intesa che farà esclusivamente i loro interessi. Ed ora chiunque venga eletto, e vi anticipo il mio punto di vista, Presidente del Consiglio sarà la signora Cancellieri, che è una donna di Monti e che proseguirà le politiche di Monti, mentre si dice che sarà Amato, potrebbe essere, sarebbe la stessa cosa se non peggio. Ritirate i soldi dalle banche. E mi suggeriscono che se Amato vanno ritirati i soldi dalle banche, ma insisto, quello che desideriamo è questo.
Noi napoletani oggi sappiamo, e mi rivolgo a quelli che hanno votato il PD, venendo da noi a dire noi sosteniamo il PD perché se no sale Berlusconi, abbiamo paura, che il PD è di Berlusconi, il PD è Berlusconi, il PD è un partito che non esiste più e quello che ne resta è Berlusconi che governa e decide le sorti del paese. Fatevene una ragione. Siate sereni, perché dobbiamo essere sereni, perché bisogna sempre avere il sorriso. Non vi sentite orfani, non siamo orfani. Perché noi ci siamo e se non ci fossimo stati, se il movimento non ci fosse stato, tutto quello che state vedendo, un uomo che si dimette, un Bersani che si dimette e va in ginocchio da Napolitano, la Bindi che finalmente se ne va, un partito che si sgretola, che domani in Friuli avrà il 3% perché sono morti, loro sono morti e nonostante siano morti e delegittimati, loro continuano a decidere le sorti del paese. Hanno riesumato un morto come loro che li ha tenuti in vita per 1 anno e mezzo con un governo di consociativismo con Monti, Bersani, Berlusconi e Casini e sono tornati da lui per dire dacci lascia passare per distruggere il paese per altri 5 anni. Questa è la vicenda italiana e non stupitevi se Beppe Grillo mediaticamente scende a Roma con 3.000 macchine al seguito per dire che è un colpo di Stato, perché è un colpo di Stato questa scelta, è un colpo di Stato, non si è mai visto che con 8 milioni, 10 milioni di nomi possibili da nominare e con un presidente che poteva essere scelto a sinistra hanno ripiegato sul Napolitano perché gli garantisse posti e poltrone. Posti e poltrone. Dato che TV e giornali non dicono niente delle proposte che il Movimento ha fatto in Parlamento, l'unico canale che abbiamo è quello di stare in strada. E in strada abbiamo messo un manifesto con le proposte che hanno fatto i nostri deputati e i nostri senatori. Abbiamo proposto il ritiro delle truppe dall'Afghanistan, dimezzamento dei costi della casta, ci siamo dimezzati lo stipendio. Andateli a leggere, sono tutti lì. 1 minuto di informazione libera, dato che quella che abbiamo è solo informazione di regime, perché è così. Insistiamo sui costi della politica, siamo gli unici che hanno rinunciato a 42 milioni di euro appena fatte le elezioni, gli unici 42 milioni di euro per il primo anno e per ogni anno di legislatura, gli unici, siamo gli unici che si sono dimezzati gli stipendi, siamo gli unici che stanno insistendo per il ritiro delle truppe dall'Afghanistan, per l'abbattimento dei costi per spese militari, siamo gli unici che si impegnano su questa politica che sia quella dell'eliminazione dei costi delle armi. Non ci fanno salire nelle commissioni. È dato? Ha preso 90 punti a Napolitano. Allora, l'eccellentissimo e reverendissimo e venerabilissimo Giorgio II Napolitano è a 14 voti dall'elezione alla presidenza della Repubblica Italiana. Rassegniamoci. È stato votato e scelto dai signori del PD e del PDL, che ribadiamo sono la stessa cosa. Vi preghiamo in ginocchio con tanto di mani e palme aperti verso di voi. Non venite mai più da cittadini a cittadini a dirci io voto il PD perché se no sale Berlusconi. Il PD è Berlusconi, il PD è di Berlusconi, sono la stessa cosa, sono la stessa cosa. Quello che resta del PD è di Berlusconi e per 5 anni probabilmente loro continueranno a fare quello che vogliono. Oppure si determineranno ad altro, ma una cosa è certa, si devono assegnare posti di potere. C'è l'ENI che ha dei problemi, la RAI, una presidenza, c'è la RAI, c'è la Finmeccanica, ci sono miliardi di euro in gioco, se li stanno cercando di spartire a danno nostro, ci sono le commissioni, c'è la commissione sui servizi segreti che dovrebbe andare ad un partito di opposizione, non ce la daranno mai, siamo solo noi all'opposizione in Parlamento, siamo l'unica opposizione che ci sarà in Italia, noi cittadini dentro e voi cittadini e noi fuori, noi siamo l'unica opposizione esistente in Italia, loro sono dentro a fare gli affari loro, quindi armiamoci di sapere, armiamoci di cultura, armiamoci di informazione a fare l'opposizione. Avreste potuto fare il governo subito, Bersani e Berlusconi, Berlusconi sono la stessa cosa.
Ma perché non si possono abbracciare? Perché non si possono abbracciare? E non Fammi capire perché non si possono abbracciare. Ma Napoli che è tutta la logica di Sanremo. Ma il Presidente della Repubblica deve essere di tutti. Di tutti. Che ci sta vendendo Bersani e Berlusconi e poi deve essere di tutti. Deve essere l'arbitro. La soluzione o è l'espatrio oppure qualche altra cosa che non oso immaginare. Democraticamente mandiamoli a casa. Vota chi credi, vota La dittata che si messa cosa? è la stessa cosa. Siamo populisti, siamo tutti populisti. Bassolini e Mazzottero. Siamo fanatici, populisti. Il PD ha votato sia al fiscal compact, sia al MES, ha votato sia all'innalzamento dell'IVA al 21%, ha votato sia all'innalzamento delle pensioni, ha votato come il PDL. Abita. Vai, vota PD, vota PD, vai. Stanno là a chiacchierare. Ma cammina, vai. Continua a votare il PD, vai! E vota ancora il PD, vai! Lasciasi essere liberi di votare la tua voce, però. Lasciasi essere liberi. Viva il Movimento 5 Stelle. Continuiamo a delegare! Continuiamo a delegare, vai! Poteva essere il primo presidente! Abbiamo proposto Rodotà alla sinistra, non l'ha voluto, gli abbiamo offerto praterie, gli abbiamo detto che ci sarebbero state aperture, non hanno voluto Rodotà, hanno scelto Berlusconi, un partito distrutto, il PD è di Berlusconi, il PD è Berlusconi, non venite mai più da noi a dirci noi votiamo il PD perché se no sale Berlusconi, sono la stessa cosa. Bravo!